Ci ha interpellato Ruggero Ruggeri, ex amministratore unico del GRAL, riguardo la recente raccolta di semina di vongole veraci organizzata e gestita da Veneto Agricoltura. Afferma, parlando del banco di seme naturale che cresce spontaneamente nelle aree nursery a ridosso del Verti, si sarebbe potuto agire in tre modi diversi. La prima scelta, non fare nulla, lasciando la risorsa alla mercé dei predatori senza generare quindi nessun vantaggio nei confronti degli allevatori veneziani. Sarebbe stata la scelta, a suo dire, più sbagliata. La seconda opportunità, organizzare, come ha fatto, secondo i criteri della Carta Ittica, una campagna di raccolta e distribuzione di vongoline, mettendole quindi a disposizione dei pescatori. Ha di fatto compiuto quanto gli operatori si aspettano dall'ente gestore, almeno in condizioni normali. Terza opzione, gestire in situ la risorsa. Questa modalità, forse da preferirsi per le attuali condizioni ambientali in cui vive la laguna,